Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno sabato 13 settembre. Partecipare alla gioia. Siate sempre gioiosi. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo quinto, versetto 16. Senza dubbio, per San Paolo, la gioia è una delle espressioni più belle della vita cristiana. Si può dire che ne è il distintivo per eccellenza ed il mezzo più efficace per testimoniarla. Viene da chiedersi: si può comandare ad una persona di essere nella gioia? Sappiamo poi che la vita è piena di problemi e di preoccupazioni, le quali sembrano tutt'altro che consentire di essere sempre nella gioia. Si potrà esortare una persona ad accettare di buon animo quanto succede, ma la gioia è un'altra cosa. La gioia è un sentimento che scaturisce spontaneamente dall'anima. Eppure, per San Paolo, c'è una ragione perché, nonostante tutte le difficoltà, noi dobbiamo essere sempre nella gioia. È la vita cristiana presa sul serio che porta a questo. Per essa Gesù vive con pienezza dentro di noi e con Lui non possiamo non essere nella gioia. È Lui la sorgente della vera gioia, perché dà senso alla nostra vita. Esso consiste nel puntare su Gesù, facendo in modo che Egli risplenda sempre in noi. Questa parola ci aiuti a testimoniare questa gioia e a comunicarla al mondo che ci circonda. Sabato 13 settembre. Partecipare alla gioia. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1987. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.